dominato le 2 stagioni successive. C'è un premio speciale appunto per l'organizzazione di questa edizione. Premio condiviso con Francesco Cambione e Silvia Coviello. Eccolo qui, gli organizzatori di questa manifestazione, di questa edizione della Champions. Ora un altro premio con Umberto Ferrini, consigliere della divisione calcio a 5. E c'è questo premio importante, lo Star Futsal. Sono i premi che vengono assegnati dalla divisione alle giocatrici, una per ruolo, che si sono distinte di più nel corso della scorsa stagione. Ci sono 2 giocatrici del Bitonto calcio a 5. Allora, la prima è Renatigna, ecco qui, Renata Damatti, grandissima protagonista della scorsa stagione, è già un punto fermo, è sicuramente un punto fermo della nazionale, giocatrice tra l'altro che 3 anni fa vinse la classifica marcatori proprio prima di approdare al Bitonto con lo Statte, poi a Bitonto altre 2 stagioni di alto livello. Eccola qui, Renatigna, che ritira il premio Futsal Star come miglior laterale, una delle 2 laterali della scorsa stagione. Ora invece tocca a Lucileia. Eccola qui, Lucileia, infinita, campionessa brasiliana, pallone d'oro, in Italia numeri pazzeschi, l'anno scorso un'altra valanga di gol, quest'anno e diciamo nelle ultime giornate, l'ultima giornata era infortunata, però giocatrice di grande spessore, una delle migliori a livello mondiale. Eccola qui, Lucileia, premiata come miglior pivot da Umberto Ferrini. E allora, dopo queste 2 premiazioni che hanno anticipato l'ingresso in campo delle squadre, il premio affidato a chi materialmente ha organizzato questa kermesse qui a Bari, ha scelto di portare a Bari questo importante torneo che valorizza anche il calcio a 5, e poi ovviamente le 2 giocatrici del Bitonto, Renatigna e Lucileia. Renatigna che in questo momento è in testa alla classifica marcatori di questo torneo con 4 reti. Renatigna che ha segnato 2 gol sia contro il Nantes che con l'OS Lusitanos. Sono pronti già i direttori di gara in fondo vicino al tunnel, a breve scenderanno in campo anche le giocatrici. Noi ne approfittiamo per andare a leggere gli effettivi a disposizione dei 2 tecnici e partiamo proprio dal Bitonto con Gianluca Marzoli, che ha a disposizione Iosi, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatigna, Lucileia, Pezzolla, Coda, Buquicchio, Abadessa, Grieco, Di Vincenzo, Mansueto e Pernazza. Dall'altra parte invece il record Bielsko-Biala, squadra della Slesia, a sud della Polonia. E allora Zowska, Majewska, Koras, poi Biaton, Kaim, Fall, Sidorenko, Shevchuk, Trak, Rebic, Cies e Lison.
allenatore Samuel Jania, allenatore anche della Polonia femminile, della nazionale polacca, che tra l'altro ha affrontato l'Italia a giugno. Eccole qui inquadrate ancora all'interno del tunnel che porta al parquet le squadre, e ora scendono in campo per questa finalissima, guidate dalla terna arbitrale composta da Nicola Maria Manzione di Salerno, arbitro numero 1, il numero 2 Domenico De Candia della sezione di Molfetta, Amedeo La Calamita di Barletta e invece il cronometrista. Squadre che scendono in campo quindi. Maglia scura, maglia nera per il Bitonto, invece in bianco con pantaloncini verdi il Record. Un altro premio intanto viene assegnato a Lucileia, prima queste due premiazioni, quindi Lucileia la prima, la seconda invece è il portiere e capitano del Bielsko-Biala, Alicia Zoszka. Allora il saluto delle due capitane, Lucileia da una parte e Zoszka dall'altra, pronte a dare il via a questa sfida. Abbiamo parlato del Bitonto, invece Record Bielska-Biala, squadra fondata nel 94, è una polisportiva fondata nel 94. E la parola record che caratterizza la società polacca viene proprio dal mondo musicale. Infatti il fondatore Shimura era proprietario di una casa discografica e da lì poi è nata la squadra di questo centro industriale della Slesia, nel sud della Polonia. C'è un altro momento importante da segnalare. Il presidente della divisione calcio a 5, Stefano Castiglia, consegna a Gianni Fidati, consigliere invece dell'Associazione Italiana Glicogenesi, un assegno che va a simboleggiare il concreto impegno della divisione calcio a 5 nel sostenere l'attività preziosa dell'associazione. Quindi il ringraziamento della divisione anche all'AIG, appunto Associazione Italiana Glicogenesi, per l'impegno che aiuta a affrontare la solitudine che causata dalla rarità di questa malattia. Momento delle foto. Prima dell'inizio di questa partita, di questa finale. Bitonto che, come dicevamo anche nelle scorse giornate, va a caccia di questo titolo per andare a completare la sua bacheca quest'anno, dopo aver vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e ovviamente il campionato. Vuole aggiungere anche questa competizione europea che l'anno scorso sfuggì dopo la sconfitta ai rigori contro il Benfica nella finale di Burela.
frattempo le immagini del piccolo Stefano che calcia il pallone d'avvio simbolico. Tutto pronto allora per l'atto finale della Futsal Women's European Champions. Bitonto record, Bitonto che partirà con Josi, poi Renatinha, Diana Santos, Mansueto e Tampa. Dall'altra parte invece c'è sicuramente Natalia Majewska, portiere nel giro della nazionale polacca, era presente nell'ultima gara, nell'ultima convocazione della nazionale polacca. Ora vediamo chi andrà a comporre lo starting five della formazione polacca. E allora si parte. Bitonto record per questa finalissima, primo pallone giocato dal Bitonto con Mansueto a sinistra che viene chiusa. Tampa, palla dentro, Renatinha, ancora Tampa, scambia con Diana Santos, calcia, può ripartire Coras. Occhio a Coras che calcia, ma tra le braccia di Josi la risposta della record. Tampa va da Renatinha, affronta Shevchuk, una delle due ucraine nella rosa delle polacche. Tampa, Diana Santos, la chiude Coras, palla allontanata, rimessa laterale, Bitonto che rimane nella metà campo del record. Diana Santos dentro per Tampa. Tampa si allarga a destra, prova a calciare. Majewska chiude sul primo palo. Assiste il Bitonto. Tampa alza il pallone, Renatinha si coordina, calcia molto bene, poi fall. Ancora Renatinha, rimane a terra Majafal. Fortunatamente nulla di grave per la giovanissima, è una classe 2006, 18 anni per lei, calcettista polacca. Uno dei gioiellini della Polonia. Majafal, Renatinha, palla allontanata, o meglio che arriva da Josi col passaggio fallito da Mansueto. Diana Santos, ancora Josi, Josi centrale da Renatinha, Mansueto, si chiude la triangolazione ma interviene Shevchuk, ancora Bitonto, Tampa calcia col destro, Diana Santos non passa il pallone, palla sulle gambe di Shevchuk che poi non riesce a tenere il pallone. Diana Santos, Nicoletta Mansueto, ancora Tampa, Renatinha fa passare il pallone, palla diretta verso Mansueto, nulla da fare per il Bitonto. Josi dall'altra parte mette subito in movimento Renatinha che si accentra, va da Mansueto, buono lo scambio, Diana Santos, palla fuori, Tampa calcia, Mansueto dentro il pallone ed è ancora lei, Renata Adamatti per l'1-0 del Bitonto dopo 2 minuti e 5 secondi. Il vantaggio della squadra di Marzuoli. Come un falco sul pallone Renatinha, si ritrova la sfera davanti. E Renatinha rimpingua il suo punteggio in questo, il suo score in
questo torneo sono 5 le marcature di Renatigna, che si conferma bomber di razza. Diana Santos, Renatigna, ancora Diana Santos, palla verso Tampa, Diana Santos, Renatigna, Mansueto, Diana Santos, Tampa, libera Renatigna che può andare da Diana Santos, il palo della centrale brasiliana, palo esterno, pescata molto bene da Renatigna sul lato di sinistra. Ancora Bitonto, Tampa ha spazio, Nicoletta Mansueto dentro per Diana Santos, però era troppo avanti, allora rimessa per il record, fall tenuta da Diana Santos. Occhio lo scontro tra fall Diana Santos, scintille tra le due giocatrici. Tampa ha spazio, va a sinistra, Diana Santos dentro, Tampa per un soffio, ancora fall che va a tamponare lì in mezzo all'area. Riparte il record con lancio di Coras addosso a Tampa che gestisce bene il pallone, poi Diana Santos calcia direttamente dal cerchio di centrocampo. Avvio super del Bitonto dopo 2 minuti, poco più di 2 minuti, in vantaggio con Renata Damatti, Renatigna, Tampa, ancora Renatigna, Diana Santos, prova a chiudere la Coras, Diana Santos riceve da Tampa, Coras la marca, ma Tampa, anzi Diana Santos riesce ad aggirarle e a calciare con questo un corner il Bitonto. Tampa calcia ancora lei, palla che rimbalza sulle gambe di Sidorenko. Rimessa per il Bitonto che continua a rimanere nella metà campo del record. Mansueto calcia, poi sul rimpallo appoggia dietro di testa Iosi con le mani. Iosi lungo, cerca Diana Santos che tenta la super acrobazia, riesce però a impattare il pallone. Riparte il record, Tampa prova a chiudere, ci riesce Renatigna che si libera del pallone, va da Iosi su Mansueto, Diana Santos, ancora Tampa, Renatigna, Diana Santos, Mansueto, buono lo scambio, buona la triangolazione, Mansueto dietro Iosi. Record che fa fatica a contenere il Bitonto, cominciato con grande aggressività, così come Los Lusitanos, squadra di Marzoli. Calcia Mansueto, la palla termina fuori dopo un tocco di una giocatrice polacca, poi la conclusione, la solita staffilata di Diana Santos, palla che termina out. Tampa, ancora Bitonto, Diana Santos, questa volta la piazza, si distende e para Majewska. Susi Nicoletti, 2 gol per lei in questo torneo. Calcio a Lusileia, Majewska ancora, questa volta buon riflesso, con la gamba va a prendere questo pallone. Palla dentro, Nicoletti, Falla, recupera il pallone, la discesa di Falla che sbaglia poi ad aprire a sinistra. Palla che termina fuori.
Renatigna, Alessia Grieco, Renatigna, ancora Renatigna, lascia sul posto un'avversaria, poi Lusileia dietro per Nicoletti, Nicoletti dall'altra parte, Grieco dentro, Renatigna, Nicoletti, Renatigna, Grieco tiene il pallone, Nicoletti, Lusileia, Grieco ma chiude Shevchuk, Oksana Shevchuk, ed è la più giovane giocatrice del torneo assieme a Coda, portiere del Bitonto. Palla centrale, Renatigna, Grieco, ancora Renatigna, deve riuscire a tenere il pallone sulla pressione di due giocatrici del Record, Kaim da un lato e Shevchuk dall'altra. Alla fine comunque riesce a portare a casa una rimessa laterale. Sono passati già 6 minuti e 30, 1-0, vantaggio Bitonto con Renatigna, Grieco, ancora l'italo-brasiliana, poi Nicoletti sbaglia, chiede scusa, palla fuori, rimessa laterale per il Record Bielsko-Biala. L'anno scorso ha vinto l'Ekstralaja, campionato polacco. Renatigna ha spazio, la palla rimane lì, ancora Renatigna, poi Lusileia, ancora Renatigna protagonista con questo tiro, palla che rimane dalle parti di Lusileia, non riesce però la numero 10 a buttare il pallone in rete. Grieco, Nicoletti, Grieco, va giù sulla trattenuta di Fall richiamata da Nicola Manzione, il direttore di gara, l'arbitro numero 1. Pronta sul punto di battuta Grieco, Renatigna, ancora Grieco, palla che arriva sui piedi di Shevchuk, poi termina fuori. Rifiata un po' Renatigna che lascia posto a Tampa. Grieco alza il pallone, Lusileia si coordina, palla che non viene colpita bene dalla numero 10. Facile il pallone per Majewska. Riparte il Record che sbaglia però il rilancio con Sidorenko. Tampa, Grieco, dall'altra parte c'è Tampa, il pallone rimane lì in aria dopo lo stop di Rebic. Grieco, Lusileia, provato a innescare il Grieco, non si intendono le due giocatrici, alla fine il pallone scivola fuori. Matjevska, poi Sidorenko prova a passare, ci riesce Sidorenko, calcia col destro, palla sul piede di Lusileia, deviazione, corner per il Record Bielsko-Biala. Squadra di grande tradizione in Polonia, soprattutto per quanto riguarda il futsal maschile. Diversi campionati nazionali vinti, 6 volte campione di Polonia, e ora anche la squadra femminile
si sta allineando con questi standard. Tampa. Nicoletti, provato a servire Lusileia, non riesce a controllare il pivot brasiliano. Anna Coras. Shevchuk. Kaim. Sbaglia, allora Tampa, può ripartire il Bitonto dall'altra parte. Nicoletti prova a mettere il pallone dentro, ma è brava in chiusura Majewska a chiudere lo spazio per il passaggio di Susi Nicoletti. Corner Bitonto. Ancora Lusileia, allontana Majewska, calcia Grieco. Nicoletti, Lusileia, un flipper che si chiude con la parata bassa di Majewska. Majewska lascia il pallone a Sidorenko. Ancora l'Ucraina. Va dalla connazionale Shevchuk. Coras. Shevchuk. Palla centrale per Rebic. Fallo di Tampa, giallo per Tampa. Fallo su Kaim e c'è il time out chiamato da Samuel Jania, il tecnico classe 93, giovanissimo, 31 anni, tecnico della Bialsko-Biala, del record Bialsko-Biala. Siamo quasi a metà di questo primo tempo. Bitonto che è in vantaggio 1-0, la rete di Renatigna dopo 2 minuti, dopo poco più di 2 minuti. Tiene avanti la squadra di Marzoli, ora inquadrato, che sprona le sue ragazze. E allora siamo pronti a tornare sul parquet del Palafrorio, mentre Yanis è ancora intento a dare indicazioni tecniche alle sue ragazze. Calcio di punizione quindi per il record, una posizione interessante, vediamo cosa nasce da questo calcio di punizione. Sul pallone va Coras. C'è anche fall. Sarà lei a battere, calcia fall direttamente sulla barriera. Poi Kaim chiama in causa Majewska. Calcio a Majewska, palla non distante dalla porta, difesa da Josi. Josi l'anno scorso d'avversaria in Champions, lei che difendeva i pali del Burela. Mansueto, Grieco tiene il pallone, prova a tenere il pallone Coras, brava Mansueto, brava scusate Coras a tenere su Mansueto. Perde il pallone il record e allora può ripartire il Bitonto con Diana Santos. Grieco, Mansueto, Tampa, Diana Santos, ancora Tampa, largo a destra c'è Grieco, Tampa, Majewska in 2 tempi. Prova a lanciare fall, si riaccende lo scontro con Diana Santos, palla su Tampa che calcia sull'esterno della rete, ma c'è stato
forse il tocco, e infatti è così. Corner Bitonto, subito calciato da Tampa e poi Grieco sorprende tutti per il 2-0. Bitonto. Distratta la formazione polacca, ne approfitta Tampa che calcia subito all'interno dell'area dove c'è Grieco che ne approfitta, calcia e segna il gol del 2-0. Doppio vantaggio Bitonto dopo poco meno di 11 minuti. Mansueto, Tampa, Grieco, Diana Santos, va giù, fallo, calcio di punizione in favore del Bitonto, fallo di fallo. Diana Santos, palla in orizzontale, Tampa, Cic il pallone, ha provato a spostarlo sul sinistro, palla che è scivolata dal piede di Tampa. Renatigna, palla centrale, Mansueto, lo scarico su Renatigna, Diana Santos, ancora Mansueto, poi Tampa, spazio, Tampa dentro il pallone, Renatigna non ci arriva in un secondo momento, Tampa dall'altra parte prova a servire Diana Santos, impreciso il passaggio di Tampa, rimessa laterale per la formazione polacca che riparte con Sidorenko, anzi con Shevchuk che sbaglia, Mansueto calcia addosso a Shevchuk e del Bitonto la rimessa laterale. Intanto la palla è uscita, Chies non è riuscito a controllarla, Mansueto, Tampa, Diana Santos, Tampa, Diana Santos, Renatigna, Mansueto, calcia ancora Mansueto, poi Renatigna, la scivolata di Shevchuk e il pallone finisce in angolo. Diana Santos, Renatigna, Tampa, spazio, calcia murata, la conclusione di Tampa, Iosi, palla profonda, Nicoletta, Mansueto prova a raggiungere questa palla che diventa poi facile per Majewska. Diana Santos, un altro pallone recuperato, Renatigna, calcia Renatigna, disturbata da Shevchuk, non riesce a piazzare il pallone, ancora Shevchuk, sbaglia, e allora Diana Santos, Di Vincenzo, poi Renatigna, Majewska, di testa Mansueto, rimessa per il record con Fall che è la migliore marcatrice in campionato con 14 gol, capocannoniere del record in campionato. Calcia intanto Coras, palla che termina fuori. Nonostante la giovane età, già 14 gol segnati nel corso di questa stagione. Diana Santos, Renatigna, Diana Santos ha spazio, Diana Santos punta il primo palo, non riesce a centrarlo
per una questione di centimetri. Majewska, scusate, palla dall'altra parte, fa il press a Josi. Josi si libera del pallone, la rimessa laterale in zona d'attacco è per le polacche. Koraz lascia a Fall che calcia direttamente in porta, respinge Josi, rimessa ancora per il record. Majewska, poi Shevchuk, Koraz, ancora Koraz, palla che viene calciata lontano da Fall, rimessa dal fondo per il Bitonto. Alexandra Di Vincenzo, Renatigna, Diana Santos, palla dentro, Lucileia, Diana Santos, palla deviata, corner Bitonto, conclusione di Diana Santos, sporcata da una giocatrice polacca. Palla dentro, Lucileia, Majewska si ritrova il pallone tra le mani, dall'altra parte Fall di corsa, Diana Santos, di mestiere questo recupero, poi provato a servire Lucileia, palla che termina fuori. Shevchuk prova a lanciare Alexandra Kaim, che ora insiste su Di Vincenzo, la palla è uscita, il corner è per la formazione polacca. 5 minuti ancora da giocare, Bitonto 2, record 0. Bitonto che è passato in vantaggio con Renatigna. Ora la conclusione di Fall respinta da Josi, riparte il Bitonto con Lucileia. Dicevamo vantaggio a Renatigna, poi il secondo gol di Alessia Agrieco. Cias va da Kaim, Koraz, Kaim, Fall, sventagliata a sinistra dove non c'è nessuna giocatrice del record. Intanto sotto di noi ci sono le squadre che hanno portato a casa le altre due finali, il Nantes che ha battuto il Münster, il TFSE che ha battuto invece Los Lusitanos ai rigori. Renatigna, calcia Renatigna, palla che termina di poco fuori, anche in questo caso c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Bitonto. Alexandra Di Vincenzo dietro, Renatigna, poi Nicoletti, Renatigna, la giocata su Koraz, Renatigna dentro, Lucileia alza il pallone. Lison, Sidorenko, Cias, la tiene Lucileia che le ruba il pallone, la sterzata di Lucileia a supporto Sidorenko, ancora Lucileia, Renatigna recupera il pallone il Bitonto, Nicoletti, Lucileia,
Renatigna si accentra, lascia Grieco, il palo di Alessia Grieco, gli applausi del pubblico per la giocata di Alessia Grieco, colpito il palo esterno. Sidorenko, palla verso Rebic, ancora Rebic, fa partire Lison che calcia addosso a Josi. Dall'altra parte Renatigna anticipata in presa alta da Majewska, riparte il record con Shevchuk che sbaglia, si allunga il pallone. Renatigna dall'altra parte lascia Nicoletti, si incarta Nicoletti, mentre ecco inquadrato Gianluca Marzoli, tecnico abruzzese, che ora pronto a mandare di nuovo in campo Tampa. Renatigna pronta a rimettere il pallone in gioco, Nicoletti, Grieco, Nicoletti va anzi Renatigna prova ad affondare lì a destra, chiude Majewska, Keim, Shevchuk, Sidorenko, lascia sfilare Josi. 2 minuti ancora da giocare, 2-0 il punteggio in favore del Bitonto. Nicoletti, Tampa, Grieco, Nicoletti, da Tampa Grieco, poi la palla è uscita. Ultimo tocco di una giocatrice polacca. Nicoletti, Mansueto, Grieco, ancora Mansueto, Tampa. Mansueto non controlla, palla fuori. Coras, palla recuperata dal Bitonto, Nicoletti, Nicoletta Mansueto, Grieco carica il destro, Mansueto, ottima parata di Majewska. Ancora attenta su questo diagonale di Nicoletta Mansueto. Ultimo giro di lancette, Tampa, Grieco, lungolinea da Mansueto, sbaglia, allora può ripartire il record, l'uscita di Josi all'interno dell'area sulla corsa di Sidorenko. Tampa, Mansueto, Grieco, poi Tampa, Nicoletti. Impreciso il passaggio di Nicoletti verso Tampa. Rimessa laterale che sarà battuta dal record Biashko-Biala. Keim. Poi Lison, ancora la numero 96, Fall. Palla calciata direttamente fuori da Maya Fall. Una rete anche in questo torneo,
mentre arriva la chiusura di questo primo tempo. 2-0 Bitonto. Bitonto passato in vantaggio con Renatigna e poi più tardi il gol di Alessia Greco che ha portato il punteggio appunto sul 2-0. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di questa finalissima Champions.
E allora torniamo in campo sul parquet del Palaflorio, teatro di questa edizione 2024 della Futsal Women's European Champions. Bitonto avanti 2-0, Renatigna prima e poi Alessia Grieco mantengono il Bitonto avanti 2-0 contro il record Bielsko-Bialo, formazione polacca, campione di Polonia l'anno scorso in un testa a testa contro il Novi Svit di Gorzno. L'anno scorso 51 punti per il record, 47 per lo Svit nel campionato polacco, nella Serie A, nell'Extra Lasa. Quintetto del Bitonto già in campo con Iosi, Diana Santos, Tampa, Renatigna e Mansueto. Rientra in campo anche il record con Majewska, ottima prestazione nonostante i 2 gol subiti nel primo tempo. Poi c'è Kaim, Shevchuk, Fall e Koras. Si ricomincia, Shevchuk cerca Koras, la spallata di Tampa. La rimessa è comunque del record. Palla dietro, Fall dentro il pallone, anticipa. Alexandra Kaim, Diana Santos. Tampa, riparte il Bitonto, dall'altra parte Diana Santos, c'è Fall. Attenta che ruba il pallone, prova a mettere il pallone in mezzo, ma non ci sono compagni di squadra all'interno dell'area di rigore. È arrivata anche abbastanza scarica al momento di calciare. Fall, spostata anche dalla marcatrice. Renatigna, Diana Santos, poi Mansueto, dentro il pallone per Diana Santos, lontana Shevchuk, poi Fall, ancora Shevchuk che riparte per il record. Shevchuk la giocata in mezzo a Diana Santos e Tampa. Alla fine Renatigna si riprende il pallone e parte. Renatigna si ferma, va dietro, attende Diana Santos, dall'altra parte c'è Tampa servita. Mansueto, palla sul palo, ancora viva l'azione, il pallone non è uscito. Mansueto, Tampa calcia, si immola Shevchuk. Buona anche la prestazione della giovanissima classe 2008, giocatrice del record. Poi la conclusione di Diana Santos che termina alta sulla traversa. Eccola qui, Diana Santos, arrivata in Italia proprio al Bitonto, prima squadra italiana per lei, diventata una bandiera delle Leonesse. Diana Santos da Caixha do Sul in Brasile, colonna anche della nazionale brasiliana, recentemente anche la Coppa America insieme a Lucilei, a Iosi, a Tampa. Diana Santos, Mansueto, palla dentro, Renatigna, calcio Mansueto, Nicoletta Mansueto, 3-0. E c'è anche la firma pugliese su questa gara, su questa finalissima. Nicoletta Mansueto, 3-0, arrivata a rimorchio. E su questa palla Majewska non poteva nulla. Terzo gol del Bitonto che allunga sulla record. Ora prova a reagire. Cies, palla recuperata da Mansueto, poi Tampa, ancora
Tampa, la palla è uscita. Rimessa per le polacche. Calcio a CS, controlla con lo sguardo Josi. Diana Santos, Renatinha, converge, palla dentro, Mansueto, Renatinha, si gira ancora Renatinha, la giocata, arriva il raddoppio su Renatinha, può ripartire il record, ma Tampa è lì che tampona e va a chiudere il contropiede delle polacche. CS, palla verso Fall, poi Sidorenko, Kain, CS, Sidorenko verso Kain, impreciso il passaggio dell'Ucraina, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Tampa, Mansueto, Diana Santos, Mansueto, ancora Renatinha, Diana Santos calcia male, esce il record, fondamentale il tocco di Diana Santos che sposta il pallone dalla traiettoria, sposta il pallone da Sidorenko, la traiettoria del pallone stava arrivando all'Ucraina, poi protegge bene sulla stessa Sidorenko e Bitonto che riparte. Tampa, Diana Santos, Renatinha, Mansueto, Renatinha, Tampa calcia! Tampa 4-0, Bitonto. Funziona ancora l'orchestra di Marzoli, la palla arriva a Tampa che calcia, la palla passa tra le gambe di Majewska. (4-0) Bitonto, con il gol anche di Tampa. Tampa che ha segnato il quarto gol in questo torneo. Diana Santos intanto si va a posizionare alle spalle di Renatinha nella classifica marcatori. Renatinha, Mansueto anticipata, può ripartire il record ma non ne approfitta Biaton. Ipotizzata da Josi. Fall, si coordina e calcia col destro. Palla che termina fuori. Poker Bitonto quindi con Tampa che si aggiunge a Renatinha e a Grieco e a Mansueto nel tabellino dei marcatori. Grieco, chiusa da Biaton. Grieco, Nicoletti, Pernazza. Ancora Grieco, Lusileia, Nicoletti, Josi, Lusileia, la finta di Lusileia che poi calcia addosso a Renatinha, la palla, addosso scusate a Pernazza, la palla è entrata e il gol sulla carta di Pernazza che ha deviato il pallone, però un buon 70% frutto della finta e poi della conclusione di Lusileia.
Chiara Pernazza, per lei terza rete in questo torneo, doppietta nella prima giornata contro il Nantes, poi gol in questa finale di Chiara Pernazza. Torneo che sorride alla Ragusana. Ancora Pernazza, sbaglia il passaggio, prova Shevchuk dalla distanza, anzi era Rebic, giocatrice che ha calciato. Greco, Pernazza, Nicoletti, Greco, pressata, Shevchuk riconquista il pallone, 5-0 Bitonto. Dopo 6 minuti questa ripresa, l'uscita di Iosi che blocca Rebic. Nicoletti, Pernazza, Greco, ancora Pernazza, Nicoletti, Pernazza, palla centrale, poi Shevchuk dall'altra parte, Iosi recupera il pallone, il rilancio sui piedi di Cora. Bitonto che riparte, la palla è uscita, Pernazza sul passaggio in orizzontale di Lison, palla dall'altra parte, fall dentro, Pernazza intercetta il pallone, poi con calma a ripartire il Bitonto, Greco, Nicoletti, palla su fall, rimessa laterale per le ragazze di Mister Marzoli. Greco, Pernazza, la palla supera Nicoletti, termina fuori. Riparte il record, pallone scodellato da Rebic, palla che termina fuori, polacche che faticano a costruire azioni concrete. Greco, Nicoletti, Pernazza, palla dentro di Lusileia per Greco, Alessia Greco sull'assist al bacio di Lusileia per il 6-0. Bitonto allunga la squadra di Marzoli e si avvicina sempre più alla Coppa, alla vittoria della Champions. Coras, palla dietro verso Majewska, pallone si perde oltre la linea di fondo.
Iosi blocca la sfera. Lusileia, Grieco, Nicoletti, ancora Nicoletti, Grieco pressata, rimessa laterale per il record. Grieco, Vernazza, Lusileia, ancora Grieco, Nicoletti, palla in verticale di Iosi che arriva però sui piedi di Keim che prova un'altra sortita offensiva. Un problema per il Bitonto. Siamo a metà di questo secondo tempo che vede il Bitonto avanti 6-0. Quello che abbiamo visto questa sera, ma in generale durante il torneo Coppa, che qualora andasse, usiamo ancora il condizionale al Bitonto, sarebbe sicuramente una Coppa meritata. Cias. Shevchuk. Keim. Ancora Shevchuk. Duello con Mansueto. Sidorenko dietro da Majewska, alza la testa, va profonda Majewska, direttamente dalla dirimpettaia. Iosi con le mani, Mansueto, Nicoletti, Di Vincenzo, Mansueto, Nicoletti, Di Vincenzo, ancora Nicoletti, Mansueto, Mansueto col destro, palla out, stop e tiro. Nicoletta Mansueto dice di un gol in questa partita. Palla in mezzo, l'uscita di Iosi, poi Mansueto riesce a sbrogliare la pratica. Iosi, Di Vincenzo, Diana Santos, ancora Diana Santos, palla verso Di Vincenzo, poi Mansueto, Grieco, arpione il pallone, Mansueto, la conclusione di Nicoletta Mansueto, la risposta di Majewska. Grieco, Mansueto, Diana Santos addosso a Sidorenko, dall'altra parte Iosi esce quasi sulla linea di centrocampo. Era partita una giocatrice della formazione polacca. Mansueto dentro, Diana Santos! 7-0 e arriva anche la firma di Diana Santos. Dovrebbe essere la prima rete di Diana Santos.
questo torneo. E infatti prima rete di Diana Santos in questa edizione della Champions, primo gol per la centrale e punteggio che si allunga sempre più in favore del Bitonto. Mansueto vince il duello nella zona centrale del campo, poi Tampa, Di Vincenzo, Diana Santos. Tampa prova a passare, ma Rebic le sbarra letteralmente la strada. Fallo. Shevchuk. Colpo di testa di Lison. Mansueto, Diana Santos, Di Vincenzo, si allunga il pallone, Alexandra Di Vincenzo, palla fuori. Fall. Shevchuk prova a pescare fall, l'uscita di Josi che poi aiutata, protetta da Diana Santos, va a raccogliere il pallone all'interno dell'area di rigore. Diana Santos, Tampa, Mansueto, Diana Santos, palla lungolinea ancora per Mansueto, fall, prima riesce a tenere il pallone in campo, poi la sfera scivola oltre la linea di fondo, corner per il Bitonto che continua ad occupare la metà campo del record. Diana Santos dietro per Di Vincenzo, la conclusione di Alexandra Di Vincenzo, palla che termina alta sulla traversa. Shevchuk, Lison, poi fall di prima ancora per CS, palla per CS dentro, fall, CS, Diana Santos la tiene, poi Di Vincenzo allarga ma sbaglia il passaggio, Mansueto ricuce. Di Vincenzo, lo scambio con Mansueto, si chiude la triangolazione, Vincenzo isolata, va dietro da Mansueto, Diana Santos prova a piazzare a metà tra un tiro e un passaggio per Di Vincenzo, posizionata all'interno dell'area di rigore. 5 minuti ancora da giocare, 7-0 Bitonto che ormai vede la coppa. Calcio a Pezzolla, entrata in campo Carmen Pezzolla. Ancora Diana Santos, recupera un altro pallone imperiale, Diana Santos, palla a sinistra, Tampa calcia ancora, Tampa prova a tornare sul pallone ma c'è la chiusura da parte di Coras, anzi era Cias, giocatrice che ha intercettato Tampa. Renatigna, ancora Renatigna, il pallone è incollato ai piedi di Renatigna che segna il gol dell'8-0. Hanno provato in 3 a levarglielo ma non ci sono riuscite. Renatigna che porta a 6 i gol in questo torneo, sempre più protagonista. Renatigna doppietta quest'oggi. Sembrava calamitato il pallone sul
dal piede di Renata Damatti. 4-0-4 alla fine, 4-0-4 al trionfo che il Bitonto vede sempre più vicino. Shevchuk sbaglia, Lusileia, palla recuperata da Koras, dietro per Voshka, cambiato il portiere intanto. Record, Majewska, protagonista comunque di una ottima gara contro Bitonto, come al solito stellare. Questo torneo, formazione di Marzoli, ha dimostrato di essere superiore. Lusileia, calcia a Pezzolla, palla che termina fuori. Fallo. Prova la sgroppata a sinistra, Josi in scivolata va a chiudere. La numero 10, la giovane calcettista polacca. Koras, la botta dalla distanza da parte di Rebic. Pezzolla, Renatigna, Pernazza, ancora Pernazza, Renatigna, la giocata su falla in due su Renatigna, protesta con l'arbitro, chiede il fallo, Renata Damatti. Intanto occhio agli Osi in due tempi, rischiato sull'azione di Kaim, riuscita però a recuperare. Corner per le polacche. Palla fuori, falla, cicca il pallone, palla fuori. Due minuti ancora da giocare, Josi verso Lusileia in mezzo a 4, CS prova ad uscire nella metà campo, davanti c'è Pernazza che sposta il pallone. Falla, va giù il fallo di Lusileia, calcio di punizione per il record. Ci avviciniamo sempre di più alla fine di questa competizione, ci avviciniamo sempre di più alla vittoria del Bitonto. Riesce a portare a casa finalmente la Champions, coppa che le mancava. Fall, sfrutta un errore da parte del Bitonto, poi si trascina il pallone fuori. Rimessa laterale per il Bitonto di Marzoli, pronto anche lui a rimpolpare il suo palmarès.
palla dentro, Renatigna, falla alle spalle, senza fallo secondo il direttore di gara, ruba il pallone, ancora falla, chiude Pernazza, rimessa laterale per il record. Si fa sentire tutto il palaflorio quando siamo arrivati ormai a 60 secondi dal fischio finale, 60 secondi dal trionfo del Bitonto. Palla fuori, Coras, rimessa laterale in favore, anzi rimessa dal fondo in favore del Bitonto. Pezzolla cerca Lusileia, l'ultimo tocco è di Coras. Si festeggia già in panchina, si abbracciano Nicoletti, Diana Santos. Intanto ancora la formazione polacca con orgoglio, sfinita Shevchuk. Va giù. Pernazza. Palla centrale per Lusileia. Pernazza. Iosi. Ultimi secondi. Lusileia aggancia, prova la giocata. Nulla da fare, arriva la sirena, il Bitonto è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, porta a casa una coppa che le era sfuggita l'anno scorso in finale con il Benfica, ci riesce quest'anno, batte le polacche del record Bielsko-Biala dopo una gara dominata 8-0 dalle ragazze di Marzoli. Una gara dominata dal primo all'ultimo minuto, un torneo dominato dal primo all'ultimo giorno. Ed eccole le campionesse della Bitonto che infilano la quarta vittoria in questa stagione dopo il campionato, anzi prima ancora la Coppa Italia di Genova, poi la vittoria in campionato, la Supercoppa e infine la Champions. E dovrebbe essere l'ottava vittoria su 8 nelle coppe del Bitonto. Applausi anche per il Bielsko-Biala, il record Bielsko-Biala, la squadra polacca è riuscita a tenere il Bitonto, poi la formazione di Marzoli ha dilagato e il Bitonto riporta la Coppa in Italia, coppa che mancava da 2 anni, 2022, l'ultima e l'unica vittoria italiana prima di questa, quella del Falconara che aveva battuto 3-2 il Benfica. Si era giocato proprio in Italia, a Falconara, Italia che bene o male è sempre stata presente nelle 6 edizioni prima di questa è la settima, 4 secondi posti, Montesilvano 2017, poi 2019 kick-off, Pescara 2021, 2023 il Bitonto, 2 vittorie, una volta in città di Falconara e oggi il Bitonto c'è anche un terzo posto raggiunto dall'Olympus Roma, era il 2018.
Vi abbiamo lasciato ascoltare, se siete riusciti a sentirlo, il coro che accompagna ogni partita alla fine del Bitonto, il piccolo tifoso del Bitonto che fa da capo ultras alle giocatrici che accompagnano appunto il coro, mentre ora, preso di forza, Marzoli per portarlo su, eccolo qui, Gianluca Marzoli. Come detto, anche per lui una vittoria importante, una vittoria che ovviamente mancava nel palmarès ben nutrito del tecnico abruzzese. A breve ci saranno le premiazioni, noi ovviamente continueremo a seguire la cerimonia in diretta. Bitonto che chiude così in bellezza, 2024 eccezionale. Allora, prima premiazione, Silvano Intini che regala la sciarpa in rappresentanza ai ragazzi, in rappresentanza a uno dei ragazzi del liceo Silos di Bitonto che hanno collaborato alla realizzazione di questo torneo. È stato proprio Silvano Intini a consegnare il premio. E ora primo premio assegnato alla terna arbitrale. Allora, prima premiazione dedicata alla terna, il primo a essere premiato da Stefano Salviati, consigliere della divisione calcio a 5, e Nicola Maria Manzione di Salerno, l'arbitro della gara, arbitro internazionale, ha arbitrato anche ai mondiali maschili in Uzbekistan, riceve la targa da Salviati. Ora il secondo arbitro, scusate. Premio consegnato da Francesco Novello, anche lui consigliere della divisione calcio a 5, Domenico De Candia di Molfetta, arbitro numero 2 di questo incontro, premiato dal consigliere della divisione. E dopo De Candia tocca da Amedeo La Calamita di Barletta, cronometrista. Premio assegnato alla Calamita e consegnato da Giuseppe Lonero, delegato assembleare della divisione calcio a 5. La terna quindi è stata premiata. Ora dovrebbe esserci il premio per il quinto posto. Come dicevamo, a vincerlo è stato il Nantes, la squadra campione di Francia, che ha battuto nella finale quinto, sesto posto questa mattina alle 11. Ha battuto il Münster, squadra tedesca, mentre prima una foto per la terna arbitrale, i dirigenti federali. Allora tocca al Nantes, squadra francese, dicevamo, Nantes campione per ben 2 stagioni consecutive del campionato francese nato pochi anni fa, e Nantes che ha vinto le ultime 2 edizioni.
Nantes che è stato affrontato dal Bitonto nella prima giornata, sconfitta netta per le francesi 9-1. E allora tocca appunto al Nantes andare a ritirare questo premio di quinta classificata. Vittoria per 3-2 nella finale delle 11 di questa mattina. Il premio sarà consegnato da Francesco Novello, anche lui consigliere divisione. Il tecnico del Nantes, poi lo staff tecnico e le giocatrici della formazione francese. Protagonista Moreau, 2 reti per lei in questo torneo, segnato anche il gol decisivo, il gol del 3-2 sul Munster. Le foto di rito e poi toccherà alla vincente della finale, terzo quarto posto, ovvero il TFSE, squadra ungherese di Budapest. E allora arriva il TFSE, squadra ungherese, premio che arriva tra l'altro in un anno importante, lo dicevamo nel corso della telecronaca contro Los Lusitanos, formazione che poi ha perso la finale terzo quarto posto, arriva ai 100 anni dell'università, o meglio i 100 anni del gruppo sportivo che fa capo all'Università di Budapest. A premiare c'è il vicepresidente vicario della divisione calcio a 5, Leonardo Todaro. Ed eccole le ungheresi, protagoniste di una fenomenale rimonta, perché stavano perdendo 1 minuto e mezzo dalla fine con los Lusitanos, poi sono riuscite a riagguantare il pareggio con Fabian a 1 minuto e mezzo ai rigori. La vittoria delle ungheresi. Ora dovrebbe essere il momento dei premi singoli, quindi miglior portiere e MVP della finale. Vediamo chi avrà conquistato questi 2 trofei mentre salutano le ungheresi del TFSE. C'è un premio speciale prima per una figura importante nell'organigramma del Bitonto, il medico sociale del Bitonto, Giacomo Schiraldi. L'abbiamo visto in campo anche a soccorrere e a curare le ragazze delle altre squadre. L'abbiamo visto ieri contro Los Lusitanos, una maglietta dedicata a Giacomo Schiraldi, il medico sociale del Bitonto. Allora, prima
passiglio d'onore per le ragazze del Bielsko-Biała che hanno onorato questa finale contro il Bitonto. Inquadrata per pochi istanti avete visto l'Ucraina, Shevchuk, una delle due giocatrici più giovani, classe 2008 di questo torneo. L'altra, abbiamo detto nel corso della telecronaca, è Stefania Coda, portiere del Bitonto. Ecco le schierate, le polacche, vincitrici dell'ultima stagione in Polonia, ora attualmente seconde in campionato. Primo Novi Svit con 30 punti, a 2 appunto Record e Krakow, due squadre al secondo posto. E il 28 dicembre gara importante in trasferta per Record Bielsko, si giocherà a Gorzo contro il Novi, la squadra prima in classifica. Le medaglie d'argento per questa città, questa squadra che rappresenta la città di Bielsko-Biała, squadra del sud della Polonia, regione della Slesia, centro industriale dove c'è anche uno stabilimento della Fiat. È stata anche legata all'Italia, oltre a questo particolare collegamento, c'è anche un altro collegamento che riguarda il calcio a 5, perché è stata allenata la squadra maschile da Bucciol, che ha vinto anche una Coppa di Polonia, il Veneto Bucciol. Tanto alza alla Coppa del secondo posto il capitano Alicia Zowska. Arrivano i primi singoli. Partiamo dal miglior portiere. Miglior portiere, quindi il portiere del Bitonto, Josi Oliveira. Un gol solo subito in tutta la competizione da Josi, quello di Morò. Arrivata in corso d'opera nella scorsa stagione, l'anno scorso giocava nel Burela in Spagna, arrivata per sostituire Castagnaro, tornata in Brasile. Josi si è affermata ed è diventata anche lei un punto di riferimento del Bitonto, con Castagnaro condiviso anche la porta del Brasile, condivide la porta del Brasile, mentre viene premiata l'MVP della finale e non poteva che essere Renata Damatti, protagonista del torneo con 6 gol, protagonista della finale con una doppietta, secondo gol meraviglioso col pallone che le rimane letteralmente incollato al piede. MVP meritatissimo per Renata Adamatti, che tra l'altro prima della finale aveva già ricevuto il premio come migliore laterale Star Futsal della divisione. E ora è il momento di alzare la coppa.
È arrivato il momento del Bitonto di festeggiare, di alzare al cielo la Coppa, di alzare al cielo la Champions 2024. Dopo il Benfica dell'anno scorso, come dicevamo, torna in Italia la Coppa dopo invece 2 anni con il Falconara, che ha vinto l'ultima edizione, la penultima edizione, quella del 2022. Arrivano anche le giocatrici delle altre squadre, ci sono anche, diciamo, in borghese le giocatrici del Munster. Per un super pasillo de honor. Si compongono le due file, ci sono le squadre del Nantes, del TFSE, del Münster, del Record, per accogliere le campionesse, far passare le campionesse del Bitonto. E allora Guida Nicoletti, poi Di Vincenzo, Grieco, doppietta per lei in questa finale. C'è Mansueto, Di Vincenzo, Coda, Pernazza, grande torneo per lei, Pezzolla, Abadessa, Buquicchio, Iosi, Tampa, e poi c'è alla fine Lusileia, capitano del Bitonto. A premiare sarà ovviamente il presidente della divisione Stefano Castiglia. Salgono tutte, sale Diana Santos, avevamo dimenticato Diana Santos. Sale Renatigna, c'è ovviamente la medaglia per Marzuoli e ora tocca a Lusileia, che andrà anche a ricevere dalle mani di Stefano Castiglia la Champions 2024. Immagini che a Bitonto hanno visto più e più volte squadra schierata sulla pedana, pronta per ricevere la Coppa. Le note di We Are The Champions, Castiglia con la Coppa in mano, pronta a consegnarla a Lusileia. Ecco la foto, uno sguardo alle compagne e poi lo slancio per alzare la Coppa al cielo. Il Bitonto è campione d'Europa 2024. Dopo l'Italia, l'Europa per la squadra di Silvano Intini, costruita da Silvano Intini anno dopo anno e portata prima sul tetto d'Italia, campionessa d'Italia per 2 stagioni consecutive, poi in Europa quest'anno. La foto
questi giorni europei e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti della divisione calcio a 5. Buona serata.